Costituiremo la prossima settimana una unità di crisi che si riunirà periodicamente, almeno ogni 20 giorni, per capire come sta procedendo il lavoro di ricognizione. Abbiamo bisogno di nuovi tecnici, abbiamo bisogno di un confronto con i 9 prefetti dell'isola e con i 9 comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco. Serve una sinergia fra istituzioni dello Stato e istituzioni locali e istituzioni regionali. Questo è il ruolo che vorrà svolgere la Regione. Naturalmente noi ci facciamo carico delle nostre responsabilità, non possiamo farci carico delle responsabilità dei sindaci o dei presidenti delle province. Lo ha detto il presidente della regione siciliana Nello Musumeci a margine della riunione convocata a Palazzo d'Orleans sulla sicurezza negli edifici scolastici in Sicilia. Secondo i recentissimi dati dell'anagrafe regionale, infatti, circa il 60% delle strutture scolastiche dell'isola non è in regola con le certificazioni antisismiche e il 70% è senza l'agibilità. Inoltre l'85% delle scuole in territorio sismico e solo il 28% è accatastato. Proprio qualche settimana fa la regione ha approvato e trasmesso al Ministero dell'Istruzione le graduatorie del piano per l'edilizia scolastica siciliana per i prossimi 3 anni, redatte in base al bando pubblico ad aprile scorso dal governo regionale e curato dall'assessorato all'istruzione. Oltre 400 gli interventi finanziabili inclusi, 365 dei comuni e 91 delle ex province. A disposizione nell'immediato ci sono 272 milioni di euro per opere cantierabili già a partire da quest'anno, secondo una graduatoria definitiva che sarà elaborata dal MIUR entro ottobre.